Gianfranco Refosco, segretario generale CISL Veneto. Inizierei chiedendole il motivo della manifestazione di oggi. Ma il motivo della manifestazione di oggi è dare un segnale forte al governo perché riteniamo necessario migliorare la legge di bilancio così come è stata presentata. La risposta dei lavoratori, delle lavoratrici, dei pensionati del Veneto è stata, direi, superiore alle aspettative. Questa mattina la piazza è strapiena, c'è una grande voglia di ripartire nel lavoro veneto e questa voglia di ripartire deve essere coniugata con l'equità sociale e quindi noi chiediamo tutela per il lavoro, ammortizzatori sociali ma soprattutto politiche attive perché chi perde il posto di lavoro possa essere accompagnato a cercarne un altro. Chiediamo un intervento sul fisco, chiediamo un abbattimento delle tasse, un aumento del peso delle buste paga per i lavoratori e i pensionati, tanto più indispensabile in quanto abbiamo un forte aumento dei prezzi delle tariffe delle bollette in questa fase. Chiediamo infine un confronto sul tema delle pensioni, per le pensioni dei giovani e delle persone che hanno carriere lavorative discontinue, che rischiano di essere poveri domani da pensionati, e anche un intervento di favorire la flessibilità in uscita, soprattutto per chi ha cominciato a lavorare molto giovane. Noi abbiamo in Veneto tantissime persone che hanno cominciato a lavorare a 14-15 anni e per quelli che fanno lavori gravosi. Ecco, chiediamo quindi interventi selettivi che migliorino la vita delle persone e ci permettano di affrontare la ripartenza dopo il Covid con maggior vigore.